Amici di Veneto Globe, ben ritrovati. Oggi un appuntamento legato alla musica. E che musica! Attenzione perché qui vicino a me c'è un volto che direi ormai più che noto qui a Veneto Globe. Marce, ben ritrovato. Grazie Riccardo, un caro saluto a te e a tutti. Allora Marce, dobbiamo dire una cosa, ma dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che praticamente mi hanno lanciato nello spazio. Per chi non se lo ricordasse, chiaramente spieghiamo, stiamo parlando di un videoclip, di una canzone, di un singolo che Marce ha creato qualche tempo fa e che ci aveva addirittura portato, ma che per motivi legati chiaramente al Covid, alla pandemia, insomma Agli ci sono stati, bravo, un po' di problemi legati appunto a questo fenomeno mondiale che ci ha un po' sconvolti e quindi questo video era rimasto in sospeso. Era rimasto in sospeso in attesa di situazioni migliori e più favorevoli. E sono finalmente arrivate. Tu oggi sei qui appunto per raccontarci di nuovo del tuo progetto, di nuovo di questa canzone che si chiama Fidarsi di te, ma anche per spiegarci come poi è stato concluso il video. Per fortuna le condizioni ce lo hanno permesso, abbiamo potuto completare questo videoclip a cui ci tenevamo molto presentare e abbiamo potuto girare le immagini e siamo qui per presentarlo. Anche perché il messaggio finale, il messaggio che si voleva appunto dare non è nulla di più gioioso. Assolutamente. Per cui ci tenevamo molto a completare, abbiamo dovuto attendere qualche mese, ma per fortuna l'abbiamo potuto fare. Ecco, tra pochi istanti chiaramente vedremo anche questo finale, vedremo uno spezzone della parte già nota, ormai già pubblica da tempo, e vedremo poi la conclusione. Il messaggio appunto è un messaggio importante, è un messaggio di speranza, è un messaggio di cose belle delle quali abbiamo bisogno in questo momento era quello storico. Che si era un po' preannunciato, però diciamo che con questa conclusione viene conclamato. Per fortuna tutto è andato bene come ci aspettavamo e ci siamo ritrovati alla fine a poter vivere, suonare, cantare e ballare insieme, che è la cosa migliore che si possa sperare, che si poteva sperare. Allora Marce, vuoi fare ancora due chiacchiere o vuoi che mandiamo il video? Io direi di mandare il video. E allora amici di Veneto Globe ce lo guardiamo insieme, questo è Fidarsi di te. Mi sveglio alle 3, alzo anche se non ho poi dormito un granché, saranno i miei lunghi caffè, ma guarda che luce, come m'avvolge, come mi induce poi a scorgere gli occhi tuoi. Qui, allora adesso abbracciami, io siedo lì, dimmi di te, ascoltami, canta con me, fidarsi di te, fidarsi di te, sentiero semplice, giunge dall'animo, nell'intimo ci spinge. Fidarsi di te, fidarsi di te, pensiero duplice, spesso volubile, labile, anche fragile. Ma il sentimento giusto è raggiunto nel riflesso di te. Sono contenta di quello che sento in questo momento. Eccoti qui, allora adesso assaggiami, io siedo lì, dimmi di te, ascoltami, canta con me, mi fido di te. so dirti bene perché
allora adesso baciami, io siedo lì, dimmi di te, ascoltami, canta con me, mi fido di te, di quel sole complice, per noi si infrange coi suoi raggi ci dipinge, mi fido di te, di questa gioia all'apice, salta le logiche, ma è quello che ci piace. Hey, son qui con te e non è solo un caso se disteso nel mio viso il tuo sorriso è il meglio che c'è. Mi fido di te, è come nel jazz, è il meglio che c'è. Mi fido di te, è come nel jazz, è il meglio che c'è. Ed eccolo Marce, quindi questo era il Questo era- famoso finale che abbiamo tutti atteso per tanto tempo. Piaciuto? Molto, molto, molto davvero. Che dici? Effettivamente sì, Valeva eravate la in pena- tantissimi quindi valeva la pena di aspettare qualche mese, insomma. decisamente no, è molto bello vedere tutte queste persone di nuovo insieme che come dicevi Ragazzi, giustamente ragazze, genitori, tutto suonano, cantano, ballano, insomma è un forte messaggio di una speranza. bella giornata di sole. Bravo, anche quello è importante, no? Ci è mancato per un po' anche il sole effettivamente Beh, quest'anno. sì. Marcio, ci sono tante cose da raccontare oltre al videoclip, insomma, che abbiamo visto, che abbiamo gradito tutti quanti. Io so delle cose, prima di parlare di progetti sai, che futuri, sai tu, io che so sai? delle cose. So delle cose perché devi sapere tu che anch'io per qualche tempo mi diletto nella conduzione di eventi in Ma giro dai! per... Sì, faccio anche questa No, cosa. E da un po' di tempo conduco un evento molto carino che si chiama Sanremo Rock and Trend. Non ci posso credere. Mi è arrivata una notiziona, sembra che tu sia tra gli 8 finalisti, se sono 8 confermati, ora questo ancora mi sfugge. Questo ancora sfugge, però dicono che sia uno dei finalisti regionali. Oh, delle Questo- selezioni di Veneto e Friuli, quindi ci sarai anche tu. Ci sarò anch'io, ebbene sì. Bene, bene, quindi ci rivedremo sicuramente Ma guarda, su quel il fatto palco. che tu mi racconti cosa mi fa enormemente piacere, perché almeno trovo un amico che Un volto amico, chiaro, quello fa bene. soprattutto poi sì, avrò bisogno di sostegno, voglio dire, Chiaro no? che- E chiaro di che un sì. po' di il fatto di trovare già te mi farà Ma si può dire con quale canzone parteciperai? Con questa? diciamo che non si può dire perché si può ancora dire, non ok. è deciso. Non è- va bene, comunque Quindi- facciamo che anche per motivi... Anche perché appunto nel cassetto c'è già il proseguo di Fidarsi di te, che diciamo sarebbe il lato B. Ok. Però potrebbe essere pronto, non si sa, se sarà pronto potrebbe essere l'occasione per presentarlo e chissà, sai, una volta succedeva che magari ascoltavano più il lato B del lato A, ti ricordi quando avevamo i 45 giri, Certo, no? certo, a Che alla parte il fine- gesto che va bene, l'abbiamo Sì, capito, no, era un che- disco. sì, era un disco, chiaramente. Che magari uno ci guarda, si mette in onda proprio adesso e non capisce, quindi va bene. Il dischetto che avevamo, alla fine lo giravamo, ascoltavamo più il lato B del lato A, diventava quasi più successo il lato B del lato A. È successo un sacco di volte, È successo un effettivamente. sacco di Sì, volte, sì, sì. quindi voglio dire, magari è di buon auspicio. Perché no? L'importante è che il buon auspicio tu lo porti anche a Veneto Club. Beh, senz'altro. Quindi Marcio, io intanto ti ringrazio per essere ritornato per parlare di te. Potremmo per parlare- rivederci con un nuovo singolo. Assolutamente sì, noi ti aspettiamo, sai che siamo qui. Certo. Incastreremo sicuramente Grazie, uno grazie. spazio dedicato alla tua Sei musica sempre molto perché, gentile, molto perché ci gentile. piace e ci piace soprattutto il fatto che tu voglia portare avanti anche un messaggio, non solo canzonette, come diceva un'altra famosa canzone. Grazie Marcio, Grazie Riccardo. salutiamo tutti e gli grazie amici di Veneto a Globo. tutti. Alla Buona prossima. vita.